Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera, benvenuti a tutti a questa nuova puntata della musica, la poesia e musica, la musica e poesia. Abbiamo oggi i vincitori del Festival del Natale di Matera per la sezione poesie edite a tema Natale, Renzo Cappellari, che non vedo ancora connesso, Patrizia Birtolo e Alfredo Santaniello. Buonasera ai nostri vincitori. Tra un po' sentiremo dalle loro voci le emozioni e le loro poesie. Per ora possiamo partire con la nostra sigla. Sei nata senza nome e non riesci a sentire, quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Scorrere in la gara quando non riesci a dormire. Eccoci tornati, buonasera ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti. Patrizia, buonasera, grazie dell'invito e complimenti ai miei compagni di avventura, Renzo, che devo ancora conoscere, e Alfredo. Dunque, allora, partiamo subito con la puntata che, appunto, come abbiamo detto, voi siete il podio della sezione poesie edite a tema Natale. Primo classificato Renzo Cappellari, non lo abbiamo ancora in collegamento, magari insomma parleremo di lui, con lui, se nel corso della puntata insomma riesce a collegarsi. E allora andiamo al secondo classificato, quindi parliamo prima con la seconda classificata, Patrizia Birtolo. Leggerà qualcosa su di te, Nunzia, e quindi Nunzia presenterà la poetessa. Grazie. Patrizia Birtolo, prego. Patrizia è laureata in lingue ed è un'insegnante. Nel 2006 la sua prima pubblicazione è con Cut Up Edizioni. I suoi racconti sono stati pubblicati in svariate antologie collettive. Nel 2012 è uscita la raccolta Qualcosa di rosso per le edizioni Montag. L'opera ha vinto la sezione narrativa edita breve al premio Residenze Gregoriane nel febbraio 21.
Del luglio 2021 il romanzo breve Cime di rapa tempestose, edito da CS, vincitore della sezione romanzo umoristico alla 10ª edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana 2022 e del premio speciale Scrivere Donna alla 9ª edizione del Premio Letterario Amarganta 2023, organizzato dall'Associazione Culturale Reatina. Esatto, grazie per la lettura. Mi sento importante. Mi state facendo un po' montare la testa. No, grazie mille. Vi ringrazio anche per le letture, per come avete declamato le poesie durante proprio il festival. È stato un piacere sentire le nostre opere vestite dalle vostre voci, fa molto più effetto, ecco. Io devo dire, la tua poesia la lessi io e sì, mi ricordo. è piaciuta molto proprio per una questione di stile. Niente, io vorrei farla prima riascoltare e poi magari passiamo a commentarla, magari ci spieghi qualcosa di questa poesia che è carina. Te la rileggo? Sì, grazie. Io vado a sentirla. Andiamo un attimo in questo. Il Natale delle fiabe, giusto? Allora, la poesia seconda classificata per la sezione poesie edite tema Natale di Patrizia Birtolo, Il Natale delle fiabe. Ninna nanna ninna oh, e Natale incominciò con la bella addormentata che di sonno non ne aveva, ma che aspetti le chiedeva Biancaneve già distesa che alla mela si era arresa. Santa Claus che se lo pesco, quasi quasi adesso esco a quest'ora. E dove vai? Resta a casa o sarà un guai? E se incappi in mangiafuoco? Da scherzare c'è ben poco. Sì, lo so, ma è un'emergenza. Ho regali restiam senza. Per di più devo anche andare Cenerentola a salvare. La sbadata ha appena perso pure l'ultima carrozza. Se ritardo, poi mi strozza. E non c'è il principe azzurro. Ma chi? Quello, bel buzzurro. Ha provato la scarpetta pure alla sirenetta. Pensa un po' se mi risponde mentre sguazzan tra le onde. Sei sicura? Dai, rimani. Casomai chiediamo ai nani. Ne sguinzaglio uno squadrone, li pedinano al veglione. Ma la bella replicò. Non lo so, busso al vicino. Fa di nome Pollicino, con mio grande disappunto lui non è nostro congiunto, ma è assai bravo a rintracciare, ogni indizio sa fiutare, scavo Cappuccetto Rosso già caduta dentro un fosso. Ti dirò, non son convinta, non mi voglio dar per vinta, ma il Natale si fa cupo, sta a sentire, avviso il lupo, così poi potrò dormire e svegliarmi di buon'ora, disse sbadigliando Aurora. Ma ora basta, è la vigilia, perciò bando ogni quisquilia. L'arcolaio punzecchiò, il cuscino sprimacciò e Biancaneve spegni il lume, disse poi con grande acume, a ronfare sprofondò e i regali si scordò. Non c'era miglior coppia dell'Accademia per leggere qualcosa dedicato alle fiabe. Esatto, sì. Veramente molto molto carina. Stavo leggendo il post di Donato, sì. È proprio così, ha centrato il punto. Cioè, mi sono proprio divertita a giocare su certi paradossi legati ai personaggi delle fiabe e alla loro natura. Per cui in realtà la bella addormentata non ha sonno, Biancaneve che si vuole fare i fatti degli altri. C'erano anche versioni un pochino più estese, poi per entrare nei termini del concorso ho tagliato qualche personaggio. C'era una versione un po' più estesa in cui c'era anche il brutto natroccolo che deve reggere il moccolo, insomma c'era un po' di tutto, no? E sì, poi il principe azzurro che è un buzzurro e il lupo che invece di mettere paura è quello che ti aiuta a prendere sonno. E mi sono divertita. Le fiabe sono i miei attrezzi del mestiere perché io sono una maestra di scuola primaria, quindi sono proprio i miei fari del mestiere. E anche ecco da dove viene. Sì. La domanda era proprio come mai appunto questa passione per le fiabe, perché effettivamente si sono visti molti artisti riferirsi alle fiabe in varie modalità, qualche comico, qualcuno appunto esagerando dei caratteri, un po' come hai fatto tu qui
nella parte comica della poesia, perché poi ha anche un risvolto molto bello musicale. Quindi suppongo che, insomma, che ti abbia ispirato la tua attività. Questo Sì, amore sì, per le sì, assolutamente sì. Cioè, in realtà i veri destinatari più che la giuria del concorso sono i miei bambini, i miei alunni, nel senso, i miei ormai non sono più bambini, io ho 2 figli, ma ormai sono grandi, non ascoltano più le fiabe, sono ventenni, per cui no, no. Sì, i reali, diciamo, destinatari, i reali, così, ascoltatori di queste composizioni che vogliono essere un po' un divertissement sono poi i miei alunni, sono i miei beta lettori, ecco. io Se da adulto. funziona con loro, funziona con tutti. Questo è vero, questo è vero. Però da adulto io mi sono proprio, devo dire la verità, mi sono proprio divertito con questa poesia, sia quando appunto l'ho letta a Matera, sia stasera, perché è un tema, insomma, che non colpisce solo i bambini. Come ho detto, parecchi artisti, ci fu una serie di qualche tempo fa, americana, non so se la conosci, Once Upon a Time, c'era una volta, Ah, e mischiava un po' tutti i personaggi delle fiabe, ed era, insomma, una cosa carina, anche per noi adulti. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché insomma a me sembra, ma tu dai una bella importanza allo stile, secondo me. Cioè, io sento proprio molta musica, proprio nel declamarla, e proprio di battute musicali. Mi è piaciuto moltissimo questo ritmo. sì, io sono della vecchia scuola, ho una certa età, sono diversamente giovane, per cui per me la rima comunque, anche quando si recita qualcosa per i bambini, aiuta molto la memorizzazione, la memoria orale e quindi ho cercato anche di giocare su questo tasto. È una cosa che mi intriga. E poi è un implicito omaggio anche allo stile rodariano, insomma, che non è sempre in rima, però ogni tanto occhieggia anche alla rima baciata. Non voglio entrare nei dettagli tecnici perché per me la poesia in realtà è una divagazione, cioè io sono più per la forma breve, per il racconto. Quando voglio proprio svagarmi cerco di scrivere in versi, però proprio una pausa, un weekend dell'anima potremmo dire, per prendere le distanze un po' dal racconto che è un po' più impegnativo per me, allora cerco di... No, ripeto, io facendo teatro fondamentalmente, noi diamo molto importanza, oltre a quello che si dice, anche a come lo si dice. Quindi noi quando abbiamo incontrato il vostro mondo, nel tuo caso, anche il caso degli altri poeti, siamo entrati appunto nel vostro stile, che per Sì, me resta importante, quindi non è solo il concetto. E questa musicalità amplifica questo tratto molto comico, sì, ma grandissimo nella tua poesia, che cioè, ti lascia addosso. Io poi l'ho letta 2 volte e mi è rimasta sta cosa, suppongo, spero che resti anche in chi ascolta, una sorta di allegria, questo ritorno un po' al passato che citavi, Rodari, effettivamente sì, c'è un sì, po'. sì. Beh, Ma avete infatti, colto, ma infatti anche avete... quando l'ho letta al Festival di Matera ha riscosso successo. E anche nei Grazie, grazie, commenti Facebook stai ricevendo parecchie recensioni grazie, positive. Bella grazie. davvero, brava. Comunque avete colto proprio un mio tratto, avete colto subito un mio tratto caratteristico sia quando compongo un parolone, però insomma quando butto giù ecco, le mie idee in forma diversa oppure in forma breve come racconto ed è il registro umoristico è proprio una cosa che mi appartiene, è proprio, cioè anche quando devo trasmettere comunque qualcosa per me di serio, di profondo, cerco di farlo sempre con una notazione ironica, ecco. Per cui Si vince decisamente, si vince decisamente. grazie. Allora passiamo a un altro protagonista, va bene? Passiamo al terzo classificato per la stessa sezione, abbiamo detto edite tema Natale, Alfredo Santaniello, un mio concittadino napoletano. Alfredo, allora, prima di darti la parola ti faccio sempre presentare, va bene, D'Annunzia, che fa da Vale. presenta il nostro Certo. poeta. Allora, è dottore in giurisprudenza e giornalista pubblicista. Ha collaborato nei media online come content manager,
curando la parte editoriale di siti internet commerciali B2B, in particolare nel settore del commercio internazionale e nel settore della quarta rivoluzione industriale. Attualmente collabora come redattore per il giornale Buongiorno Napoli, specializzato in notizie positive e propositive di cambiamento per la città. Come consulente strategico creativo ha vinto nel 2022, nell'ambito di un team interdisciplinare, con lo studio Frame Architecture di Parigi-Roma, il concorso internazionale di idee La convivialità urbana, un ponte verso il futuro, con il progetto Ponte ecologico Cascata Verde Speranza. Autore dei saggi scientifici Le radici economiche del populismo occidentale e Fratello del prossimo, Teoria della complessità semplice, moltiplicatore di resilienza per la pace, di prossima pubblicazione, che costituisce la base teorica della trilogia poetica del tripensiero composta dalle opere poetiche Versi sul mare, Rinascita e Trasformazione, incentrata sulla crescita personale e sull'uso della poesia come strumento curativo nello scioglimento dei nodi emotivi, a tutela della nascente famiglia di nuovi diritti umani, i neurodiritti. Presentazione notevole, Alfredo. Buonasera, allora in primo luogo grazie a tutti per lo spazio, stavo ascoltando quindi non volevo accavallarmi con gli altri ospiti, grazie a tutti, auguri a tutti. Ditemi pure di cosa posso parlare, insomma, perché mi rendo conto che il mio lavoro è abbastanza lungo come si vede dalla presentazione. Sì, allora, effettivamente, con te partiamo invece, la poesia la leggiamo dopo. Partiamo invece da tutte queste tue attività che alla fine però insomma trovano, ti lasciano il tempo o magari trovano una loro chiusura, come dire, un loro quid proprio nel racconto poetico molto particolare del quale tra poco appunto sentiremo e ci dirai. Certamente, allora quella che ho definito come trilogia del tripensiero, e il tripensiero è un concetto che vado chiaramente a spiegare in un saggio che fra poco uscirà, Fratello del prossimo l'ho intitolato, facendo diciamo il titolo un attimo più breve. Il mio rapporto con la poesia sostanzialmente nasce da un percorso di crescita personale, in particolar modo per quanto riguarda la mindfulness, la psicologia positiva e la psicologia creativa, poiché ritengo di estrema importanza lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. Di conseguenza, andando a fare un percorso personale, derivato anche poi da situazioni personali, sostanzialmente finalizzato a quello che dovrebbe essere un po' un obiettivo collettivo, cioè aumentare al massimo il proprio livello di consapevolezza, ho deciso di utilizzare la scrittura e la poesia è proprio quel genere poetico attraverso il quale si manifesta, possiamo dire, non solo l'aspetto razionale, ma anche l'aspetto emotivo e aggiungo io nella mia teorizzazione l'aspetto spirituale dell'essere umano, per avere una visione completa della realtà. Quindi la trilogia del tripensiero, diciamo sintetizzando, si compone di queste tre opere che sono Versi sul mare, che fra l'altro è tradotta anche in inglese, Verses about the Sea, che tratta del tema dell'importanza dell'introspezione al fine di sciogliere i nodi emotivi. Rinascita invece tratta, questo sintetizzando di molto un tema più ampio, il concetto di ombra junghiana, cioè di abbraccio, lo definisco tenero abbraccio dell'ombra junghiana come procedimento attraverso il quale si integra l'ombra, cioè quello che è il lato nascosto di noi stessi, che contiene sia gli aspetti negativi ma anche gli aspetti positivi, come ad esempio la creatività. Ed infine in trasformazione emerge quello che poi è il leitmotiv della trilogia del tripensiero. Quest'ultima opera va a focalizzarsi maggiormente sul procedimento di trasformazione personale. Si trattano temi di filosofia, di metafisica, ad esempio la resa, l'allineamento, lo scopo della vita. E in quest'ultima opera emerge il concetto per esempio di anima gemella, di fiamma gemella,
che sono dei concetti che si ricollegano tutti alle diverse sfumature dell'amore. Per esempio, i greci parlavano di Eros per l'amore erotico, di Fileo per quanto ci riguarda l'amore con gli amici, si diceva sace stagapò ti amo alla donna che si amava, fino ad arrivare al concetto poi cristiano di caritas, dove c'è l'amore diventa totalizzante, e la trilogia praticamente come leitmotiv ha l'amore come unica vera forza trasformativa dell'essere umano, perché il concetto stesso di amore intercorre fra due persone, io e l'altro, dove noi siamo abituati purtroppo nella società occidentale caratterizzata dal dualismo noi-loro, bianco-nero, a perdere tutte quante le sfumature che invece vanno a manifestare quella che è la meravigliosa unicità di ogni essere umano. Tant'è vero che la trilogia di recente, perché da poco è uscito un quarto libro che ho pubblicato e si chiama La libertà del perdono, l'amore vince anche quando perde. Cioè nel processo fra io rispetto all'altro, nell'ambiente, che sono tutti elementi che si condizionano a vicenda, l'amore appunto resta la massima diciamo forza trasformativa dell'essere umano, che nell'ultimo libro poi ecco che nasce da una contemplazione, io l'ho definito del libro della croce, cioè della croce non come simbolo ma come proprio un libro che si sfoglia, no? Che alludendo anche a una citazione che fece una volta Papa Francesco, vado a sviluppare il perdono come il naturale sviluppo della trilogia del tripensiero, perché se la persona umana... Ok, vabbè, prego. No, è veramente bellissimo, cioè è un concetto... No, stavo giungendo al passo finale che dura 3 secondi, perché se noi non sviluppiamo l'intelligenza empatica, non possiamo provare compassione, non possiamo praticamente provare pietà, ci deumanizziamo, e quindi tutte le mie opere sono contro quei processi che si chiamano processi di deumanizzazione. No, io non ti volevo interrompere, mi è uscito proprio spontaneo, bellissimo, perché noi facciamo teatro, come è ben noto, e io ho di recente ho messo in scena uno spettacolo che si intitola L'altro, a novembre, quindi è molto vicino a questi temi di cui tu hai parlato, quindi proprio mi hai toccato in una parte, insomma, nella quale io mi sono espresso per quanto riguarda la mia arte, mi è uscito proprio naturale, mamma, è bellissimo, è uscito, non ti volevo assolutamente interrompere la tua chiosa. No, ma è una cosa ottima e mi fa piacere, perché se la poesia non tocca, se non fa riflettere, se non fa vibrare il cuore, se non eleva lo spirito, non serve a niente. La mia poetica, io l'ho chiamata la poetica incarnata, la parola che incarna la ragione, l'emozione e contemporaneamente gli aspetti spirituali. È bellissima questa tua passione, insomma, come quando prima sentivo anche quella di Patrizia per quanto riguarda la sua opera, cioè questa passione senza la quale evidentemente non ci sarebbero poi invece i bellissimi prodotti che avete portato e con i quali avete vinto, insomma, il festival. Quindi veramente bello coltivarla, interrogarci, scriverne in poesia o anche nei saggi come hai fatto tu, e fare questo tipo di ragionamento è una cosa che effettivamente, mi ripeterò, ma è toccante, effettivamente è proprio bello. Io però voglio passare, Alfredo, a leggere adesso la tua poesia, quella lì con la quale sei arrivato terzo al concorso, già te l'ho letta a Matera, insomma, mi sembra che ti sia piaciuta. Onorato che la legga tu, perché è il giusto punto di lettura tra il recitare e il leggere, perché leggere una poesia è un'arte diversa, è un punto di equilibrio, insomma, fra recitazione e lettura. È difficilissimo da trovare. Ci proviamo. Insomma, questa poesia è intrisa di napoletanità. Già lo dissi e lo ribadisco, già nel titolo, Il mare di Napoli. Leggo. L'11 agosto dell'anno corrente stavo a Piazza Mercato in mezzo alla gente. Il sole in testa e il caldo addosso, mi fermai al bancone di un vecchio rigattiere. Per 120 grani di Ferdinanda Lazzarone mi vendette un quadro antico. All'epoca non c'erano i Borbone.
Lo misi sul letto quel quadro antico, la Madonna addolorata con una spada in petto. La notte mi svegliai, accesi le lanterne e nella luce che faceva calore guardai il quadro e sentii dolore. Occhi al cielo, su sfondo nero, lacrime e mani giunte, pregando con una spada in petto, mi misi paura. Mentre osservavo le onde, tutto assorto, udii un trambusto nella chiesa del porto. Vidi quel giovane marinaio tutto elegante in doppio petto che non guardò in faccia a nessuno. Si portò all'altare quella ragazza spezzando le catene. Era una schiava da letto, una delle tante nere. Vidi il suo compare alzare i polsini, lividi sul braccio, tagli sotto la mano. Ringraziamo San Patrignano. Si abbracciano e ridono, guardando al futuro, finalmente felici, oltre l'orizzonte di tante cicatrici. Brindano, festeggiano, guardano il mare, hanno scelto di guardare avanti senza smettere di sperare. Una bambina impara a nuotare, dice al padre com'è bella la sposa con l'abito bianco da indossare. Un bambino porta un secchiello alla madre, poi si avvicina e mi fa vedere con un immenso sorriso. Per farlo contento al suo secchiello avvicino il mio viso e si fermò il cuore all'improvviso. Mi svegliai sconvolto nel letto, vidi il quadro di quell'immenso dolore e capii che quella spada nel cuore, l'ottava spada della tristezza, di che nel futuro vede solo nera amarezza. L'amore ha coraggio, non guarda in faccia a nessuno e sorriso splendente nel buio più oscuro. L'amore, sorriso di speranza che nessuno può rubare, sorriso di un bambino che ha messo nel secchiello il male. Si accendono le luci. Dov'è finita casa mia? Che ci faccio all'ospedale? Non riesco a ricordare. È mezzanotte del 24 dicembre dell'anno corrente. Guardo il presepe fatto dai bambini, il bue e l'asinello, un dinosauro, un robot, un alberello, per farlo più universale, moderno e bello. Macchine e motorini, il realismo dei bambini. A fianco a Gesù bambinello c'è un secchiello da mare. Mi calo ad osservare. Gabbiani volano sulle onde azzurre del mare, da Miseno a Punta Campanella. Per farci gioire questo Natale, il Salvatore ha messo nel secchiello il nostro mare, il mare di Napoli. Molto molto bella. Mi ha suscitato anche parecchie domande, vedo nei commenti. Patrizia, non ti sentiamo, stai intervenendo? No, anche a me ha suscitato, mi è risuonato moltissimo già l'excursus che ha fatto prima Alfredo, mi ha proprio interessantissimo e proprio mi è risuonato molto. E poi avevo anche una domanda per lui, perché c'è uno splendido racconto che si intitola Il mare di Napoli, di un'autrice immensa, secondo me mai abbastanza ricordata, che è Anna Maria Ortese, che ha proprio scritto Il mare di Napoli, contenuto nella raccolta L'infanta sepolta, poi ha scritto un'altra opera intitolata Il mare non bagna Napoli, ed è un'autrice fantastica, stupenda, immensa. Io volevo chiedere a Alfredo se è una felice o fortunata coincidenza o se c'è un'intenzione dietro la scelta di questo titolo, per un richiamo, una specie di citazione, di epigrafe nascosta, ecco. Ci sono varie citazioni nascoste, perché in realtà la poesia nasce come una poesia anticonvenzionale, cioè, mi spiego, con il massimo rispetto per quella che è la visione del Natale collettiva che si ha, che è anche una visione identitaria, volevo andare a disegnare un Natale, diciamo, contromano, innovativo, cioè fare un testo che andasse a rompere tutti quelli che sono i tradizionali cliché, per andare sostanzialmente non a contestare la tradizione, ma a porre, diciamo, un problema contro anche l'omologazione, sostanzialmente. Quindi fare un testo non omologato, non omologante, che non ripetisse i cliché della tradizione, poiché e Napoli in questo è famosa, ecco, la tradizione spesso diventa una sorta di gabbia per l'innovazione, mentre invece dovrebbe essere una radice per poi andare a creare un qualche cosa, diciamoci, di nuovo. E quindi volevo un Natale completamente non convenzionale, quindi lo ambiento a mare, quindi lo ambiento andando a rompere lo spazio-tempo. In realtà è come una piccola pièce teatrale
ed è una prosa poetica, cioè ibridazione dei linguaggi. Faccio saltare per aria, scusate, sembra brutto come termine, ma è un'operazione di demolizione per creare una struttura poetica di tipo innovativo che vada a focalizzarsi su varie tematiche. Il focus principale qual è? Ovviamente quello dei beni immateriali. Cioè, se voi leggete il testo, inizia chiaramente a Piazza Mercato, inizia in un periodo storico dove c'erano i 120 anni, erano delle monete storico, Alfredo, molto sì, quindi si vuole parlare della storia di Napoli. Dopodiché c'è un quadro che rappresenta il tema dell'amarezza, che se uno va a prendere i testi di teologia veniva considerato come l'ottavo peccato, cioè capitale, cioè quante volte noi viviamo con amarezza. Perciò parli dell'ottava. Cosa? L'ottava, è quello il riferimento, l'ottava spada, quando leggo l'ottava e l'ottava. Sì, guardate, semplificando il testo sono come vari flash, in poche parole, perciò ripeto, come scene quasi teatrali di un uomo che compra un quadro, fa una riflessione, si sveglia di notte, va a riflettere in riva al mare e si trova davanti a una scena dove l'amore vince, perché ho letto un attimo anche i commenti di sfuggita. Non è un matrimonio tradizionale, nel senso un matrimonio lineare, è un marinaio che sceglie di sposare una prostituta ed è un grande simbolo di speranza, di amore che vince, di un amore che va appunto contromano. La ragazza anche ricollegandosi a quello che dicevi prima, l'amore sempre. Sì, c'è la ragazza sposandosi viene liberato, un amore quindi che libera. E che fa questo marinaio? Chiama l'amico che ha avuto un brutto passato, lo ha escluso, no, lo ha incluso, nonostante avesse un passato turbolento. E quindi c'è la sfumatura dell'amore e dell'amicizia, di un amico che ti chiama nonostante un passato burrascoso, nonostante una situazione particolare. E mentre quest'uomo che appunto compra il quadro, di notte lo guarda, si sveglia, va a riflettere, si trova davanti a questo matrimonio del tutto particolare, dove l'amore vince, quindi simbolo di speranza, perché il Natale è la festa della gioia, della speranza che guarda al futuro, dove l'amore vince e non guarda in faccia a nessuno. E che cosa succede? Arriva una bambina, io faccio notare appunto i riferimenti che non si notano, che la bambina vede la sposa e dice: com'è bella la sposa, col vestito bianco. Non dice com'è bella la sposa nera, col vestito. E questa è una contestazione di un brutto vizio che noi abbiamo, specialmente coi social, di taggare le persone, cioè di rinchiuderle dentro una scatola concettuale che presume un giudizio, quella che appunto, studiando mindfulness, psicologia positiva e psicologia creativa, si chiama la trappola del giudizio. E qui emerge il rapporto fra me e l'altro nell'ambiente, che è condizionante. Ancora si presenta su bambino con gli stecchelli in mano, no? E questo signore che stava guardando sto matrimonio, la bambina che guarda la sposa, dice: vabbè, facciamo contento sto bambino, che c'è qua dentro? E si ritrova il mare, si ritrova le profondità del Natale nel suo significato. Poi all'improvviso si sveglia e qua ci dovrebbe essere un colpo di scena, no? Dove sono nello spazio-tempo? Sono nella Napoli antica? Sono in un ospedale moderno? Perché poi a Natale noi ci dimentichiamo delle persone che per esempio stanno sole, chiusi in un ospedale. Invece è un risveglio di questa persona che ha l'Alzheimer, che cosa c'ha, un coma, si è svegliato, e cosa si trova davanti? Il presepe. Ora Napoli è una grandissima... Il presepe moderno con i robot, con le macchinine e i motori. Sì, ma vorrei dire, il presepe che disegno io non è né il presepe del Settecento napoletano importante, né il presepe moderno dove la tradizione si sposa con l'innovazione, mettendo il pastore, diciamo, che rappresenta il personaggio famoso contemporaneo. Ma il presepe che vado a rappresentare io, e qua proprio c'è l'esperienza personale, è il presepe che faceva il mio fratellino piccolino, il presepe dei bambini. Vedo che si è collegato Renzo Cappellari. Buonasera Renzo. Buonasera. Sì, arrivo. Ho fatto un po' di fatica, scusate. Il link non funzionava. Abbiate pazienza un secondo che mi riassetto, perché
Sono entrato in uno stato di stress. Non ti preoccupare, tra un po' leggiamo Ok, ci sono. Buongiorno, io purtroppo non vi ho sentiti. No, non preoccuparti. Adesso Sì. veniamo da te. Volevo collegare invece il discorso finale del presepe dei bambini tra poi i due ospiti precedenti, appunto, un insegnante, favolista, diciamo, per quello che è vero, è vero. Col presepe, in questo io vedo un punto di incontro di un C'è un filo rouge che ci collega, vero? Proprio così. Che, insomma, il tema dei bambini. È vero che i temi trattati, Alfredo, nella tua poesia sembrano quasi distaccarsi o dal fornire un Natale non convenzionale, però è vero che poi nel messaggio dei bambini, così come poi diceva Patrizia per quanto riguarda la sua poesia, quando poi alla fine si arriva ai bambini e a un concetto di purezza che da loro parte, beh, ecco, forse in questo, io non lo so, mi è sembrato di vedere un punto di unione tra le vostre due poesie, diverse, ma fondamentalmente poi, ecco, tendono a quella purezza, insomma, la purezza di quell'età. Ci sono moltissime domande da fare ai due, è vero? Non lo so se ne vuoi leggere qualcuna, poi dopo ci dedichiamo a Renzo, veniamo da te. Allora, vogliamo leggere questa di Tiziana Gentile, rivolta a Tiziana. Aurora che sbadiglia, Patrizia. Aurora che sbadiglia, il principe azzurro imbranato, i nani in versione task force. Quanto conta la comicità per dire cose serie senza fare la morale? Conta tantissimo, è fondamentale secondo me. Io a proposito del secondo giro di testo che poi Donato ci aveva gentilmente richiesto, avevo preparato una poesia, ma mi è venuto in mente che c'è un'altra forse più adeguata al tono della serata, che è serio, cioè scherzoso, ma scherzoso con un intento anche di serio. E c'è un passaggio in una poesia che ho scelto che dice: 3 uomini in casa, non è più vacanza, stiamo uscendo adesso dalle ferie, dai giorni di festa, devo restare calmo, finirò in ambulanza. Cioè ogni tanto io nelle mie uscite, nei miei versi scrivo anche penso delle verità universali, che quando poi ha troppa gente intorno, specialmente familiari di figli, adolescenti, eccetera, il coniuge, la mattina alla sera, uno a un certo punto dice: ma meno male che torna a lavorare domani, va. Così è, così è. Poi, se c'è una domanda... Poi abbiamo una domanda anche per Alfredo. La storia dei due giovani è un atto di denuncia o una dichiarazione di speranza? Questo qui. Sicuramente è un atto, non solo, diciamo, una dichiarazione di speranza, ma una dichiarazione di gioia di vivere, cioè una dichiarazione di una gioia di vivere che è radicata sul fatto di aver superato il proprio passato. Io qui mi riconnetto a quelli che sono gli studi scientifici di mindfulness, psicologia positiva e psicologia creativa. Sostanzialmente sono tutte persone che hanno avuto il coraggio di lasciarsi il passato alle spalle, che quindi guardano con speranza e con gioia il futuro. Infatti tutto il focus della mia poesia sostanzialmente dove sta? Sul valore dei beni immateriali, perché noi spesso, presi da lo shopping, il regalo, arrivano i parenti, devo preparare la tavola, ci dimentichiamo il valore vero, che è il valore spirituale del Natale, dove praticamente come dire, noi i beni materiali non ce li porteremo nella tomba. Quello che voglio fare, perciò ho messo una persona in ospedale che chissà che ha passato, insomma, lascio aperto c'è questo finale, ma quello che ci porteremo, che cos'è? È l'amicizia, è l'amore, sono i bei ricordi, sono quei momenti di superamento delle difficoltà in cui la persona rinasce e dice: il passato è passato, il bello del passato è che è passato, guardo al futuro. E questo è sostanzialmente il focus sui beni immateriali che emerge dalla poesia, che mi rendo conto è molto poco convenzionale, perché in realtà nasce come poesia contro l'omologazione come la gabbia dell'individuo, della libertà creativa e di espressione di ogni singola persona. Bello, sempre dei messaggi molto molto belli Alfredo. Allora, passiamo allora al nostro nuovo arrivato, vincitore del Festival del Natale di Matera,
sempre nella sezione poesie edite a tema Natale, Renzo Cappellari. Buonasera Renzo. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Chiedo perdono, ma non funzionava il link per... Da vincitore, si è fatto attendere. Sì. Questi vincitori. Allora Renzo, mi dispiace. No, non ti preoccupare, siamo tra amici. Grazie. Sempre da Nunzia, che leggerà qualcosa su di te. Ok. Renzo Cappellari è nato il 6 aprile del 59 in un paesino della campagna padovana, Piacenza d'Adige. All'età di 27 anni ha frequentato la scuola per operatori shiatsu a Milano, iniziando a interessarsi alla medicina cinese, alla pranoterapia e ai tarocchi di Marsiglia. Ha letto molti libri inerenti alla spiritualità ed è appassionato alla poesia dei grandi protagonisti del Novecento italiano, tra cui Montale, Ungaretti, Quasimodo, Saba e soprattutto Alda Merini. Ha pubblicato 2 sillogi poetiche, di voce viva ancora, poesie ispirate ad Alda Merini e Io e Alda, i matti, edizioni L'Arca di Noè. Nel 2024 ha pubblicato Dialoghi con il creatore, messaggi spirituali. Nel 2025 la silloge poetica Stavolta sono io, Angeli del creatore è la sua ultima opera pubblicata. Grazie, proprio così. Proprio così. Bene, allora tu sei il vincitore dell'edizione, quindi dobbiamo, prima di commentare insomma la tua poesia, farla ascoltare come a Matera la leggerà Nunzia per te. Grazie. Grazie. Un bacio a Natale. Un bacio a Natale sarebbe quello che ci vuole. La guancia sfiorata, le labbra sole. Insieme una carezza lieve sul capo a rinfrancar l'affetto prima mancato. Un bacio che allontani certe tristezze leggere e gravi. Un bacio a tutti i barboni, fratelli a cui somiglio, in modo speciali quelli del mio naviglio. E a Titano, col quale 5 anni ho convissuto, che ora mi ama da lassù. Soprattutto un bacio a tutti i matti che ho conosciuto bene. Come una di loro ne ho condiviso le rare gioie e le infinite pene. Grazie mille, grazie. Molto molto Mi è piaciuta? Complimenti davvero, bellissima. L'accenno poi alla follia è illuminante. Bene, allora Sì. c'è una domanda. No, volevo fare pure io una domanda. Sì. Il titolo della tua silloge, Io Sì. e Alda, i matti. Questo identifica un forte rapporto, suppongo che Alda sia la Merini. Parlaci di questo rapporto, del significato e di quanto di lei, secondo me, c'è in questa poesia. Per quel che mi è sembrato di capire. Dici tu. Sì, allora, in Alda, di Alda ci sono molte trame della sua vita racchiuse in questa poesia, come nella maggior parte delle poesie che ho pubblicato sia in questo libro, Io e Alda i matti, ma anche nel primo libro, dedicato sempre alla ispirazione di Alda Merini, che si chiamava, Di voce viva ancora, scusate, sono un po' in tensione. Di voce viva ancora, dicevo. Il mio rapporto con Alda Merini lo giudicherei di tipo empatico poetico, nel senso che mi collego attraverso uno stato di tranquillità o di meditazione, mi collego con la sua arte poetica, e da questo collegamento scaturiscono tutte le poesie che ho inserito in queste mie 2 prime sillogi. Dicevo, molte delle tematiche che ho espresso in questa poesia le ho espresse anche nelle altre poesie, ma qui c'era in più il tema del Natale che è stato
grazie a voi, un tema vincente riferito ad Alda Merini. Ecco, un Natale diverso dai soliti Natali, quello di Alda Merini. Io ho immaginato che lei ne avesse trascorsi parecchi di quel tipo, parecchi magari trascorsi insieme ai suoi amici barboni e anche agli amici, insomma, chiamiamoli folli, con cui ha avuto delle relazioni speciali un po' nel corso di tutta la sua vita. Ho cercato di immedesimarmi in lei ed è scaturita questa diciamo, piccola poesia che grazie a voi ha vinto. E sono molto felice. Questo finale al femminile appunto sposta, come dire, dall'io a Alda il soggetto parlante, almeno, ripeto, per quello che mi è sembrato. Però, sì. Sono tutte poesie che ho scritto come se le avesse scritte lei. Esattamente. Almeno più di 100 poesie, sì. Ne ho scritte altre che tra poco pubblicherò magari quest'anno, sempre dedicate ad Alda Merini. Certo. Ho un grande rapporto con lei, hai capito? L'hai visto nel titolo della Silloger, perciò io partivo da quello, proprio intitolare. Sì, mi è stato indicato dalla casa editrice, io l'avevo pensato un altro, ma la casa editrice mi ha suggerito questo titolo che era più vicino, insomma, alle tematiche espresse nel libro. Quindi, domande interessanti che insomma sono andate sopra impressione, però recuperiamo perché secondo me è interessante conoscere la tua risposta. Allora, leggiamo quella di Federico Arcuri. Quando citi Barboni, fratelli a cui somiglio, stai parlando di una somiglianza reale, simbolica o spirituale? Dove ti senti più vicino a loro? Allora, un po' a tutte queste somiglianze. Intanto lei era veramente amica dei Barboni, soprattutto i Barboni citati nella poesia, i Barboni del suo Naviglio, e poi questo Titano, che cito nella poesia, era un Barbone col quale lei aveva avuto una relazione, chiamiamola così, e dalla quale era scaturita questa convivenza durata ben 5 anni. Quindi questo Titano è un personaggio realmente esistito con il quale Alda Merini ha convissuto per 5 anni e ho pensato di citarlo perché mi sembrava una citazione naturale, una dedica particolare, visto che lei era così vicina al mondo dei senza tetto, tanto da innamorarsi di uno di loro, che poi a un certo punto non è più tornato a casa e lei non ha saputo più nulla di lui. Infatti c'è qualcuno nei commenti che sottolinea proprio questo, insomma, appena fai questo riferimento, dice Alessandro, ma cambia il tono del testo. Effettivamente, quando sei andato a toccare questo punto qui, c'è stata proprio una svolta nel testo e poi appunto il finale femminile è stato, anche per te, lo dico da uomo di teatro, per tutti e tre ho identificato molto dei passaggi teatrali, ma del resto poi le arti comunicative si somigliano, insomma, ed effettivamente siete andate avanti. No, veramente è molto bello questo, anche questo, perciò poi nella lettura, ecco, viene fuori determinate sensazioni, ecco, che voi avete messo sul foglio e che magari sono passate attraverso noi nell'esposizione, perché c'è un punto in cui noi tutti, attori, scrittori, ci troviamo, facciamo tutti poesia, quindi con la musicalità che c'è nei vostri scritti, questo è stato... il teatro è una forma di poesia, no? Il teatro. A volte lo è anche il cinema, ma soprattutto il teatro, credo. Parlavamo all'inizio con Patrizia proprio di questo ritmo, la sua è una poesia molto ritmata, molto musicale, così come anche la tua del resto, ma anche quella di Alfredo che lui ha definito prosa poetica, molto bella questa definizione, Alfredo, mi è piaciuta tanto, per effettivamente questa musicalità che si avvicina, fa avvicinare questa scrittura, rende per un attore proprio piacevole farsi oltrepassare, insomma, mettere fuori poi quelli che sono i loro scritti. Ci siamo molto divertiti nel leggervi. Bene. Io volevo però, so che voi avete preparato un altro pezzo e per tutti e tre così, Patrizia già ci ha parlato, avete preparato un altro pezzo. Io le domande sono tantissime, magari dopo se andate a riprendere la puntata potrete anche rispondere
in privato, perché sono veramente, se le leggessimo ci vorrebbe Senz'altro, grazie. perché sono temi veramente, tutte e tre le poesie hanno toccato. Vedo domande sulle fiabe, domande sul mare di Napoli, domande sui vari passaggi della poesia di Renzo, dal bacio appunto a Titano, che ho voluto se posso, ne vuoi farne proprio una? Vorrei dedicare una che scrive a Gabriella Guerrero, a tutti e quattro, compresi noi. Allora, afferma il professore Morelli che coltivare la creatività significa allenare il cervello a creare soluzioni ai nostri problemi. Bellissima frase. Bellissimo. Sono d'accordissimo. Sì, sì. D'accordissimo. Ma se mettevi qualche altro artista era d'accordo pure lui. Sì. Infatti ci vede, ci accomuna un po'. Gabriella ha colto il segno, ha parlato di tutti gli grandi artisti qual è. Allora ragazzi, io vi volevo, diciamo, in chiusura volevo farvi leggere diciamo un secondo vostro scritto, oltre a questi bellissimi che ci avete dato. Niente, vi va di leggere un vostro scritto? Così ci presentate un altro vostro lavoro. Vogliamo fare? Vogliamo partire da Alfredo? Alfredo, vuoi partire tu? Sì, non c'è problema. In primo luogo volevo fare gli auguri e i complimenti agli altri autori, anche perché le tematiche che loro trattano le ho trattate anche io, tanto è vero che in occasione del Natale ho scelto delle poesie che sostanzialmente si collegano appunto al tema natalizio. Però sono un appassionato di film per l'infanzia e parlando appunto di una poesia come quella che ha vinto il terzo premio, Il mare di Napoli, cioè il concetto anormale, scusate, ma io spesso leggo sui social, no? Per esempio, no, questo è un caso umano, e meno male che è un caso umano, perché ogni essere umano è unicamente è una persona unica, meravigliosamente unica e irripetibile, e quindi il tema del normale, della follia, è molto relativo, nel senso, questo concetto, così come ho scritto anche testi che si rifanno alle fiabe. Comunque sì, avevo portato anche un altro testo che sostanzialmente è ambientato a Natale. Lo devo leggere io? Sì, perché no? Vabbè, adesso vediamo un po' da voi stessi, ecco. No, nel senso, a me farebbe piacere che lo leggeste voi. Guarda, come preferisci, il bello della diretta. A me, per come l'avevo pensato, è per farvi, diciamo, salutare con un vostro scritto il pubblico. Come preferisci, perché... Leggo io, vai. Leggi tu, Alfredo. Leggo io. Ci siamo dati, facci sentire quest'altro tuo brano. Però io volevo dire una cosa a te, non è anormale il tuo testo, si discosta un po', diciamo, dai soliti temi, però è bello, oltre qua è normale, è bello. No, ma se il testo risulta anormale, a me fa piacere, nel senso... Non chiamatemi tutto, ma non normale, insomma. Sì. In periodi di omologazione essere anormale è un bene, secondo me, non è per niente un male. Allora, io ho scelto una poesia tratta dal mio libro Rinascita, che è il secondo della trilogia del Tripensiero, che si chiama Povero. Allora, nel mercatino di Antignano una folla si accalca piano piano, fra i vicoli stretti e tortuosi il frastuono di molte voci. Le bancarelle offrono mercanzie, sui banchi pieni, fra mille peripezie. Napoli, a Natale, profuma di mare, l'odore del pesce da cucinare. Passa la folla, veloce e distratta, dandosi spallate, cambiando spesso rotta. Nel trambusto c'è un giovane ragazzo, nera la sua pelle, con un cappello in mano. Trema dal freddo e ha maniche corte, e con questo freddo rischia la morte. Osservo la gente passargli accanto, senza vedere il suo cuore infranto. Trema come foglia percossa dal vento, nessuno gli dedica neanche un momento. Accendo una sigaretta e sto ad osservare quel povero Cristo che nessuno vuole aiutare. Manco un centesimo nel cappello di un uomo che soffre un tale tormento. Dono quel che ho, l'osservo da vicino, vedo sulle braccia i segni di un cammino.
Da una terra lontana che non conosco, una terra brutale che gli ha fatto del male, profonde cicatrici sulla pelle delle braccia, il vento soffia freddo, tagliando la faccia, evidenti segni di una vita dura che ha conosciuto cos'è la tortura. Sorride tremando e mi benedice, poi mi allontano con il cuore non in pace. Potevo fare di più per quel fratello. Se gli avessi donato il mio maglione, oggi il ricordo non mi provocherebbe tanta vergogna e dolore. Bellissimo. Molto, molto Bella, bello. bella, complimenti. Bella. È proprio un Spero di averla letta sentimento, abbastanza bene. hai espresso proprio un sentimento che è proprio universale, cioè quando ci si confronta col dolore dell'altro, l'empatia di cui accennavi prima è proprio la cosa che ci riscatta, insomma. Del resto, la differenza tra una vita e l'altra a volte è soltanto determinata da quale nazione, insomma, ci vede nascere, perché potrebbe essere stato anche il nostro destino se fossimo nati 1000 chilometri a sud, più a Certo. sud, e quindi cos'è che fa da scacchiate tra un'esistenza facile e in discesa e una tutta in salita? C'è da Sì, chiedere. infatti proprio su questo tema, vedere l'altro non come un altro, ma vedere l'altro come uno specchio, che fra l'altro poi risente anche di un ambiente circostante. E quindi è una poesia sull'indifferenza, perché poi il titolo, povero, uno magari pensa al povero, cioè a questa persona che ha passato questi guai, ma in realtà chi è il vero povero? Cioè è povero lui o siamo poveri noi che presi dalla fretta non vediamo l'altro, non lo vediamo proprio, diventiamo accecati dalla fretta. Sarebbero stati un'ottima anteprima del nostro show. Riconoscervi e insomma sentire le cose dell'altro. Vedi che poi quello che tu dici lo state realizzando stasera nel commentare per come vi è arrivato insomma il messaggio dell'altro. Però noi dobbiamo commiatarci, quindi ascoltato il bellissimo saluto insomma di Alfredo. Passiamo adesso a Patrizia, che ci saluta invece con un suo secondo brano. Non so se farai quello che era previsto, hai scelto un altro. Sì, meglio. Passiamo ad un registro un po' più così, intimistico, malinconico. Mettiamo un pizzichino di nostalgia anche nelle mie parole. Dunque, allora, non dico il titolo perché sennò farebbe da spoiler, si capirebbe subito, almeno subito secondo me, poi mi direte. È dedicato a una regione italiana che è quella di origine di mia mamma, che purtroppo non c'è più da un po' di anni. È una regione a cui sono legata veramente, sono proprio i miei luoghi del cuore perché ci trascorrevo le vacanze da bambina e quindi è proprio un posto dove mi sento a casa. I miei luoghi dell'anima ti invito ad esplorare le dolci colline a specchio in questo verde mare. Un istante indugia, t'anticipo cosa potrai incontrare, occasione vedrai da non voler sciupare. Guarda i quieti borghi, le chiese in travertino, han cuffie di neve i monti dal nome sibillino, inestimabili capolavori ti toglieranno il fiato, udrai i divini versi che umanità non ha più scordato. Errare potrà lo sguardo ubriaco di infinito, là dove l'orizzonte sarà il suo approdo ambito. L'attimo è da custodire, che ti verrà a mancare, anche se sempre ci tocca sopportare in vita neri pesi e accidenti che gravan la salita. Io fossi in te non perderei un minuto. Medita e scoprirai quanto l'incanto sia d'aiuto a render luogo del cuore ciò che era sconosciuto. Quando uno la legge non si riesce a cogliere, però l'iniziale di ogni verso, vedendola scritta, compone un acrostico che è i luoghi dell'anima, perché l'avevo pensata e preparata per un concorso che si intitolava proprio i luoghi dell'anima, quindi è un omaggio, una dichiarazione d'amore, ecco, se vogliamo. Quale regione, Patrizia? Io lo so perché io no. I monti dal nome sibillino e i versi divini che parlano di infinito dovrebbe far scattare qualche campanellino, sono le Marche, perché appunto mia mamma era originaria della provincia di Fermo, quindi
è un così. Guarda, non ci dilungheremo, però anche su questa, quello che ti ho detto per l'altra, io vedo che tu dai molta importanza allo stile, insomma, il fatto di aver creato comunque le iniziali di tutti i righi, non so se avete capito, Sì, sì. ILUO crea la parola i luoghi dell'anima, cioè è Sì. veramente questo, vedi, come voler andare a raccontare con un metodo, ed è importante. Per me è importante quello che si dice, che è bellissimo il concetto, però a volte si sottovaluta il come lo si dice. Io sento dire e non sono d'accordo, non è importante come lo si dice, è importante quello che si dice. No, sono importanti tutte e due, non fare l'attore, non dare importanza come lo si dice. Guarda, sono non per essere sempre piaggerie sviolinate, però sono d'accordo con te perché secondo me la forma è importante e in realtà la forma è il primo dei contenuti, cioè come presenti le cose ha una sua valenza, un suo... L'ho detto per l'altra, ma forse per questa ancora di più. È così. Bella prova di stile. Grazie per questo tuo saluto poetico che ci hai fatto. E arriviamo allora a Renzo, che deve darci il suo secondo brano col quale poeticamente ci saluta. E comincerai, Renzo? Sì, ce l'ho, è il brano che è la poesia finalista, sempre a Matera 2025, nella sezione a tema, le poesie a tema libero, e si intitola L'ultimo dono. È una sorta di filastrocca alla Gianni Rodari, che è un autore che io adoro da sempre. Abbiamo parlato con Patrizia in apertura. Mi dispiace, me lo so perso, veramente, poi mi rivedo tutto comunque. Va bene, si intitola L'ultimo dono. Ora c'è quel che prima mancava, persino un po' d'affetto che a lungo ha latitato. Che dire dell'audacia di cui s'era persa traccia? È ricomparsa la compassione, lo ha detto la televisione. Ed anche l'altruismo che si faceva pregare, ora sembra tornato, l'han visto giù al mercato. L'amore, quello vero, senza condizione, ancora non ha il coraggio. Dice, è meglio aspettare ancora un poco per mostrarmi a tutti. Il tempo è galantuomo, l'amore sarà l'ultimo dono. Ecco. Ma quanto vi somigliate? Ma vi rendete conto che tema dei bambini, e qui il richiamo a Rodari, fatelo rivedere Renzo, sì, perché l'abbiamo fatto. Vi è piaciuta? L'amore, l'ultimo dono, è quello che Alfredo sta dicendo. Una sintonia particolare, insomma. Veramente, insomma... A voi piace Rodari? Scusate, avrete già parlato in abbondanza. Io non c'entro. Un mito assoluto per la scuola italiana. Non abbastanza ricordato, certo, perché poi un po' anche sfortunato, c'era il centenario della nascita nel 2020 proprio, cioè neanche a farlo apposta, nel 2020. Per cui tutte le celebrazioni sono andate in fumo. Vabbè. Ragazzi, che dire, veramente perché lui era morto. Dici Renzo, scusa. È morto nel 1980, se non ricordo male, è il centenario della nascita. È morto anche giovane, insomma, per i nostri standard a 60 anni si è giovani, caspita. Altro che 70 anni. Di contro ha avuto una vita molto intensa. Insomma, bambini e amore stasera. Alfred, che ci vuoi dire? No, volevo ringraziare non solo dello spazio, ma di aver dato del Natale diversi punti di vista, cioè diverse prospettive, anche perché ci sono tantissimi punti di collegamento con gli altri autori ai quali io faccio le mie congratulazioni, anche perché anche io sviluppo temi che hanno a che fare per esempio con la fiaba, con la normalità secondo quella che è la concezione comune con la quale io personalmente non sono d'accordo, perché gran parte del mio lavoro è proprio contro i processi di omologazione. E quindi semplicemente grazie e chiaramente auguri a tutti quanti. Ma grazie a voi per grazie, auguri anche a te per averci regalato i vostri versi. Qualcosa insomma abbiamo tentato di interpretare, sperando che vi sia piaciuto e sia piaciuto al pubblico
il nostro filtro per quelle che sono le vostre emozioni, però abbiamo sentito anche dalla vostra viva voce ed è stato bellissimo. I temi trattati sono stati diversi ma hanno trovato punti di congiunzione. A me sta puntata è piaciuta tantissimo, usciamo sicuramente arricchiti, come credo anche il pubblico che ci ha seguito stasera. Pertanto vi ringrazio a nome del pubblico che ci ha seguito. Grazie. Ragazzi, continuate così, che scrivete proprio bene, insomma, ci regalate emozioni. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Grazie a voi. Grazie tantissimo. Grazie per questa opportunità, veramente. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona serata, buona Epifania a tutti. Grazie a tutti. Buon anno, Grazie dal cuore, grazie. Grazie, buon anno a tutti. Buon anno. Buon anno anche a voi.